Buonasera a tutti dall'ippodromo del Savio di Cesena. La prima corsa è una prova per puledri di 2 anni, non vincitori di 2.500 euro nella carriera. Sono in 9 al via. 1 Dummy Fair BG, 2 Daga dei Venti, 3 Divina Trio, 4 Donal AL, 5 Drink C, 6 Dubai Pax, in seconda fila 7 Duana Chuck SM, 8 Deborah Joe, 9 Delinda Lupi, per una prova sul doppio chilometro per giovani che vanno in partenza. Si ritrae dal 6 Dubai Pax e si parte. Si lotta parecchio per il comando, con Daga dei Venti che viene scavalcata da Divina Trio. Al largo c'è Donal AL che passa a condurre, con al largo Drink sì che sbaglia a boccare la prima curva. E allora rimane così davanti senza problemi Donal AL nei confronti di Divina Trio. In terza posizione c'è Dummy Fair BG, quale precede Dubai Pax, mentre cerca la risalita allo scoperto la favorita Delinda Lubi. È stato un 15,5 per il lancio iniziale. Arriva Delinda Lubi con decisione, l'attacco di Donal L, cerca di svegliarlo Antonio Greppi che muove le mani, insiste però Roberto Vecchione con Delinda Lubi che passa di forza dopo 450 metri, 31,7 il primo quarto, e in vantaggio c'è Delinda Lubi. Rimane un po' lì Donal L che si incanta quando vede la figura dell'avversario davanti, perde un paio di lunghezze. In terza posizione c'è Divina Trio a precedere Dubai Pax, quindi Dummy Fair BG, mentre risale a questa volta allo scoperto Deborah Joe che trova l'anticipo di Dubai Pax sulla sua strada. Il primo giro è andato via in 1,2 con in vantaggio sempre Delinda Lubi a precedere Donal AL. Risale Dubai Pax offrendo la pariglia a Deborah Joe. Terza al largo è Daga dei Venti, mentre lungo la corda segue la leader che passa il chilometro in 1,18,3 Donal L, che sembra essersi ripreso dopo un attimo di impasse dal punto di vista probabilmente mentale. Davanti alle tribune per l'ultima volta con Dubai Pax che cerca di andare in pressione su Delinda Lubi, che intanto ha fatto una frazione un po' più svelta, intorno al 15 davanti alle tribune. Delinda in vantaggio, Dubai che attacca al largo, Donal L lungo la corda, ancora Divina Trio chiusa da Deborah Joe, quindi Dummy Fair BG e Daga dei Venti, una frazione in 15,5 e guadagna 1,5 Delinda Lubi a Donal L che va un po' a corrente alternata. Adesso si è ingambato e cerca di stare a tiro della battistrada, si muove in mezzo alla pista Daga dei Venti, galoppa Deborah Joe in vantaggio, però c'è sempre Delinda Lubi che approccia l'ultima curva in vantaggio, 2,4 il miglio in vantaggio con un paio di lunghezze. Galoppa anche Dubai Pax, prova a muovere Divina Trio per andare su Donal L e andare in caccia di Delinda Lubi che sta scappando a metà dell'ultima curva. La frazione impiegata in 16 si è un po' addormentata Delinda in vantaggio, cerca di arrivare allora Divina Trio per andarla a prendere. Delinda Lubi che si difende, Divina che attacca all'esterno, le due testa a testa con Delinda che si difende da Divina che insiste. Divina Trio che passa e vince nel finale nei confronti di Delinda Lubi, mentre per il terzo Daga dei Venti precedere Duana Chuck SM. 31,3 la chiusa, si è un po' addormentata vistosi da sola al comando. Delinda Lubi ha cercato di tenerla su di giri Roberto Vecchione, è andata anche giù dentro all'open stretch da puledra ancora un pochettino inesperta, poi in difficoltà Divina Trio che invece ha avuto percorso coperto, ha piazzato il suo speed agli ultimi 300 metri ed è venuta a cogliere il successo. Marco Stefani alla guida, Paolo Leone la società di allenamento Favaron al training per i colori ovviamente della Scuderia Trio, una figlia di Nadal Shiba, e Sbirra Trio al successo alla prima dal Savio di Cesena.